2 settimane dopo, in casa per iniziare a fare i primi conti, l'ultima curva è in arrivo. Amici di Localcio Plus, un saluto da Salvo Geraci, benvenuti al Comunale di Bagheria, provincia di Palermo, Aspra Ravanusa, 17ª giornata di prima categoria siciliana, girone B. Il cross in mezzo, poi l'anticipo a liberare tutto e poi c'è il fischio dell'arbitro a concedere il calcio di rigore. L'ha conquistato Tomasello. Lo Chioco, vantaggio dell'Aspra al 5° minuto sul calcio di rigore, 1-0. Immesi, cross più deciso rispetto a prima, Lo Chioco stacca, Gio a calciare, parte ora la traiettoria verso Cordaro, colpo di testa, poi il tentativo di Paolo D'Amico. Immesi va sulla fascia, colpo di testa di Vitrale, deviazione in porta, autogol e 2-0 Aspra. Eccola qui l'opportunità e la sfortuna, il tocco è stato di Antona. Vitrano forse un controllo con il braccio, si continua, Immesi gliel'alza, Vitrano riceve in area di rigore, recupera tutto Sanni, lo fa fuori Immesi, pallone a Gio, dentro per Vitrano, sinistro angolato, è il 3-0 dell'Aspra con Vitrano, stavolta il gol è tutto suo. Comunque prova a proporre del gioco. Ubajasei la alza alla fine per il destro, al volo dalla distanza d'amore, la prende. Il tentativo di Liberto. Intanto l'anticipo, il pallone recuperato con il tiro dalla distanza provato da Loggia. Calcio di punizione per il Ravanusa, sprecato un po' da Sanni, pallone profondo di Gio per Lo Chioco, destro un po' schiacciato, il pallone che arriva a Cordaro. Palazzo, l'appoggio di Giovanni D'Amico per Tomasello, largo da Immesi, scatta il terzino, Immesi chiama palla Giovanni D'Amico, c'è uno scarico però, oddio di prima, intervento in scivolata di Giarrana. Entrambe le squadre dopo questa partita affronteranno lo Sciara, sì, tutte e due, ma l'Aspra giocherà di mercoledì per il recupero, mentre il Ravanusa prossima domenica. Giovanni D'Amico sul primo palo, c'è il 4-0 da parte dell'Aspra, azione tutta in velocità. Allora poker per la squadra di Correnti con Giovanni D'Amico entrato dalla panchina, che fa male anche quando dovrebbe restare a riposo. L'ex Licata gira, fa arrivare dall'altro lato con Antona che supera Ba. Avanza Antona, attenzione al Ravanusa, Antona in mezzo a due, tra le linee Antona, il destro, risponde D'Amore un po' insicuro, arriva Giasei, D'Amore davanti a lui. Battuta dell'angolo di Gio, tenta di staccare Calabria, mette via Sanni. Ancora Gio, a levarsi di dosso di Liberto il cross, colpo di testa in due, e ancora l'Aspra che cerca il tap-in con Ba. Ma c'è il triplice fischio, vince l'Aspra 4-0 sul Ravanusa.